Come hai imparato a fare, come hai imparato a fare, si rompe tanto tempo, ti si scordate me, e quando mi guardava, e pure ti guardava, con l'occhio mi storiava, tutte mosse che faceva, si innamora di me, ma senti chi ti fa fare, e torna un'altra volta, in braccia che là. Si innamora di me, ma senti non c'è pensare, e torna un'altra volta, a tu che là. Già ritappa, già ritappa, proviamo un'altra volta, per un'ora può bastare, per te sentire parlare, per te riuscire a capire, non mi aspettavo niente a te, che la gazzetta. Cari amici di Targati Napoli, quest'oggi Lina Carcuro, la GF napoletana, possiamo dirlo? Sì, vabbè, ce ne sono state diverse, ma io diciamo che sono stata Hai lasciato il segno. Ho lasciato il segno in tutti i sensi. Il Grande Fratello è un punto di arrivo, di partenza, oppure si può diventare famosi senza lo studio? Allora, puoi non studiare avendo un grandissimo talento, ma soprattutto una grandissima fortuna. Il Grande Fratello, ora come ora, non è né un punto di arrivo, cioè non è né un punto di partenza né un punto di arrivo, soprattutto non è un punto di arrivo. Chi si illude di cambiare la propria vita col Grande Fratello è perché non ha niente da fare in vita, e perché soprattutto non ha stima di se stesso e nelle sue capacità, perché è un meccanismo talmente logorato, talmente sono più di 500 persone adesso che sono uscite e entrate in Grande Fratello, a parte pochissimi, e tra questi Pietro, ti saluto, che ormai non c'è più, Pietro Taricone, che è stato un talento, sì, infatti purtroppo non c'è più. Se non hai l'arte devi andare a casa a lavorare, perché di gonnelline, di basta con questi culi da fuori, insomma la donna è di più, l'uomo è di più, i ragazzi, l'italiano medio, io questo lo dico a tutti, ma perché ci dobbiamo convincere di questo, non ci facciamo addormentare da tutto ciò che ci propinano, non assorbiamo tutto ciò, cioè, siamo critici, critichiamo, ma ad alta voce. Oggi internet è un motore di critica che ci rende tutti molto più soggetti, no, rispetto a prima eravamo molto più taciti, più appunto dicevo più riservati. Adesso che cosa succede? Dico, signori, l'italiano medio non è l'italiano che sbaglia i congiuntivi, che è ignorante, che è omofobo. Il reality può essere un'esperienza di vita, ma non si può mettere tutte le proprie aspettative sul gioco. Dopodiché tu devi decidere di fare una cosa, o restare prigioniero del meccanismo televisivo, o come sfruttare quell'esperienza e studiare e fare altro. Quindi ho studiato recitazione, sono entrata alla Bracco, ho studiato alla Bracco a Roma, è stata un'esperienza meravigliosa perché ti apre la mente un'esperienza del genere. Da là ho studiato anche canto, ho inciso un disco a Canzoncella che è andato benissimo su internet, ho lavorato con Giancarlo Nicotra, che è, appunto, è uno dei massimi esperti del teatro nazionale, e ho lavorato adesso ultimamente come protagonista nel Papà della Domenica di Luigi Caldiero. Insomma, le mie piccole soddisfazioni le ho avute, ma soprattutto le ho avute in maniera molto serena, perché io lavoro nella vita, quindi faccio il chirurgo e il medico estetico, quindi non ho mai premuto, non ho mai stressato né me stessa né gli altri per poter ottenere qualcosa.